Perché avete deciso anche di introdurre questi nuovi corsi? Che tipo di approfondimento viene offerto? Ma alcuni corsi sono istituzionali, quelli sulla Sacra Scrittura e sulla teologia. Invece il corso su dottrina sociale della Chiesa, che sarà condotto dal professor Luigi Baldi dell'Università di Genova, ci sembrava, come dire, urgente e attuale anche per la stagione che stiamo vivendo, quindi conoscere un attimo i fondamenti dell'insegnamento sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum di Leone XIII fino all'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Invece il corso sul dialogo interreligioso, anche quello, come dire, lo sentivamo particolarmente attuale anche per il lavoro che la nostra diocesi sta facendo di dialogo con l'ebraismo, con l'Islam, e quindi anche questo corso, che sarà guidato dalla professoressa Franca Landi, che è docente all'Istituto di Scienze Religiose di La Spezia, iniziando dal Concilio Vaticano II, vorrà un po' percorrere come dire, il percorso che la Chiesa ha fatto riscoprendo le altre religioni e l'importanza del dialogo con esse. Per seguire questi corsi qual è l'impegno settimanale? L'impegno settimanale, ecco, ogni corso abbraccia 2 ore, che sono praticamente 2 ore di 45 minuti, quindi 1 ora e mezza. Chi si può iscrivere, chi può iniziare questo percorso? Ma avendo già iniziato l'anno accademico, di fatto a questo punto si possono iscrivere solo degli uditori, cioè persone che sarebbero interessate a frequentare uno o più corsi senza neanche l'obbligo dell'esame. Da quando partono questi nuovi corsi? I corsi partono lunedì prossimo, quindi lunedì 18 febbraio. Invece il corso sull'ecumenismo, per permettere anche una maggiore divulgazione del programma, eccetera, partirà il mercoledì 27 febbraio. Per iscriversi come si può fare? Per iscriversi bisogna recarsi alla segreteria della Scuola di Teologia, che è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 5 alle 7 di sera qui in piazza Nostra Signora dell'Orto, numero 8, all'ingresso del seminario vescovile.